Buonasera a tutti. Questa è la seconda delle iniziative che abbiamo intrapreso come Opera Figli del Popolo per ricordare il 50° anno della morte di Monsignor Marzari, che è stato il fondatore. E la prima l'abbiamo già fatta inaugurando una mostra fotografica che è aperta a tutti ancora durante questa settimana fino a martedì, e questa è la seconda iniziativa. Ringrazio Monsignor Magnati per averci ospitati e soprattutto perché adesso parlerà della figura di Monsignor Marzari. Ecco. L'ultimo appuntamento che l'Opera ha inteso fare per ricordare Monsignor sarà il giorno martedì 6 alle 11. Ci troveremo presso il cimitero di Sant'Anna per fare una preghiera sulla sua tomba, e alle 5:30 inizierà con la mostra fotografica la tavola rotonda appunto sulla figura di Monsignor Marzari. Ecco, questi sono gli appuntamenti. Speriamo che il ricordo di Monsignor Marzari e soprattutto farlo conoscere a chi non lo ha ancora conosciuto sia presente con queste nostre iniziative. Grazie. Buonasera a tutti. Anzitutto una piccola premessa personale e affettiva: sono molto contento di ritornare in questa famiglia dove le mie 2 bimbe, che tanto bimbe adesso non sono più, hanno trascorso tanti e tanti anni, quindi c'è un momento di affetto per me davvero molto importante. Questo pomeriggio ho il piacere e l'onore di portarvi il saluto del Comune di Trieste e del nostro sindaco Roberto Di Piazza per questa splendida iniziativa. E ho poi anche l'onore e il piacere di portarvi il saluto dell'assessorato alle politiche sociali e al welfare, che ho anche in questo caso l'onore, il piacere e la responsabilità di condurre da un mese, quindi non sono un veterano, sono nella fase di chi sta imparando, e per imparare non c'è altro modo che venire laddove le cose succedono, laddove si può imparare, e possibilmente fare una cosa che non è semplice, ma che mi sono imposto di fare all'inizio: stare in silenzio ed ascoltare. Non è facile, però stare in silenzio ed ascoltare evita a tutti noi di esprimere qualsiasi tipo di giudizio che con il passare del tempo poi sarebbe diventato un pregiudizio. Quindi e credo che oggi pomeriggio l'ascolto sarà importante, ci sarà davvero modo di imparare. Provo ad essere in questa mia fase iniziale il più vicino possibile alle persone che presentano delle fragilità o che anche semplicemente esprimono una qualche forma di disagio, perché anche la semplice espressione di disagio merita di essere ascoltata. Come voi sapete, il nostro comune, la nostra amministrazione comunale dedica da sempre grande attenzione al mondo del sociale. Così è stato, così è, e ovviamente così continuerà ad essere, con lo spirito che ha contraddistinto il nostro comune da tanto tempo a questa parte, e che io sintetizzo in un'immagine che mi accompagna da quando ho iniziato in questa nuova avventura, ed è quella della parola assessore. Per iniziare proprio davvero dall'inizio, ho provato a capire cosa significa il termine assessore dal punto di vista etimologico, e assessore è colui il quale si siede accanto, ed è una bellissima immagine secondo me, perché chi si siede accanto prova a mettere in atto con l'empatia lo stesso punto di vista della persona che è seduta al suo fianco. Mi pare un bel modo per ascoltare, ed è il modo che
che attiverò anche adesso. Quindi vi ringrazio molto per questo graditissimo invito. Grazie Assessore. Lei dice chi si siede accanto e noi il nostro Papa ci dice camminare accanto, quindi sentai, si alzemo e camminiamo. Ecco, questo credo sia proprio l'immagine di Don Marzari, il quale non è rimasto lì semplicemente a osservare i fatti, ma si è preso la briga di camminare avanti. Io porto i saluti e i tanti ringraziamenti di Monsignor Crepaldi per l'incontro che ha avuto con voi, è rimasto molto entusiasta anche dei bambini che facevano la loro liturgia, molto bello, e anche di Monsignor Trevisi, il quale mi ha detto oggi era con i preti a Barbana, mi ha detto merita, la figura del Monsignor Marzari io me lo sono letta e merita di essere ricordata. Ecco, allora credo che noi qui siamo un po' avanti nel tempo, l'abbiamo presente la figura di Don Marzari. Il mio compito, e ringrazio il Presidente e tutta l'opera Figli del Popolo, è quello di presentare il prete e l'educatore e colui che seppe mettere in atto la propria vita per la libertà, nella dimensione proprio cavourkiana, una libera Chiesa e un libero Stato, però non un disinteresse reciproco, ma un interesse reciproco per il bene di chi? Della persona, del cittadino, il quale, ecco, ha diritto di promuovere se stesso attraverso proprio quello che è il senso profondo del vivere democratico, che è il vivere democratico, voi sapete meglio di me, è la conduzione del popolo. E quindi in primis, in modo particolare, Don Edoardo Marzari, assieme a un'altra grande figura, Primo Mazzolari, sono stati due, potremmo chiamarli così, io li chiamo così, preti laici, che hanno saputo svestirsi dal clericalismo e di entrare nella logica della vita e dei problemi del tempo. Monsignor Marzari, voi sapete, è nato a Capodistria, siamo il 28 ottobre del 1905, era l'impero austro-ungarico che aveva la sovranità delle nostre terre e quindi cresce, ecco, nella cittadina di Capodistria, fa le scuole primarie, poi ovviamente il liceo e poi, ecco, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza di Padova e nel frattempo matura un discernimento, quale sarà la mia vita, e quindi sceglie di entrare nella logica del discernimento vocazionale e quindi prende in modo particolare la via, ecco, della preparazione sacerdotale. Quindi viene inviato a Roma al Collegio Capranica per gli studi teologici, poi per la vita spirituale e ovviamente raggiunge tutti quelli che sono i suoi impegni e nel 1932 ecco, diventa sacerdote, continuerà i suoi studi all'Università Gregoriana e tornerà nell'estate del 1935 in diocesi. Allora la diocesi, eccoci, c'era ancora Monsignor Fogar, prima che incomprensioni politiche lo facessero lasciare la Trieste non per sua volontà, ecco, e quindi Marzari è impegnato a Capodistria. Sì, la sua qualifica è lì di vicario del capitolo, ma in modo particolare egli si preoccupa in modo specifico dei ragazzi e dei giovani, quindi allestisce un piccolo oratorio sul corso, poi fa dei corsi
di formazione spirituale ma anche intellettuale, perché nel frattempo insegna filosofia al liceo, e poi ovviamente ecco che prima che Monsignor Fogar lasciasse la diocesi, ecco, lo incarica ad essere direttore di Vita Nuova. Allora Vita Nuova era il settimanale anche della diocesi di Gorizia. Nel frattempo, tra il 36 e il 38, sarà amministratore apostolico l'arcivescovo Margotti, che lo riconferma co-direttore di Vita Nuova, e quindi poi ecco, gli offre l'opportunità di fare in modo che il suo lavoro, diciamo, di pensiero potesse continuare a Capodistria. Nel 1939, ecco, dopo le leggi razziali del 38, con l'arrivo del nuovo vescovo Antonio Santin, viene trasferito a Sant'Antonio Nuovo e con l'impegno di insegnare al Dante come appunto catechista. E lì ecco c'è un grande rapporto, incomincia ovviamente la sua attenzione nei confronti dei giovani universitari, e per il suo lavoro, in modo particolare giornalistico, ecco, dal regime del tempo per la seconda volta viene, diciamo così, denunciato, e per toglierlo dalla cattività che poteva concretamente avverarsi in una detenzione, Monsignor Santin lo sposta nel piccolo villaggio di Petrovia, con l'intento di continuare il suo lavoro come insegnante di filosofia al seminario di Capodistria, e poi ovviamente con l'intento di fare in modo che le cose era una realtà provvisoria. Nel 1942 viene nominato assistente dell'Azione Cattolica e assistente anche degli universitari, e quindi continua a scrivere su Vita Nuova con uno pseudonimo, detto il Diogene. Nel 1943, ecco, nella situazione molto precaria, come voi conoscete, ecco, si costituì a Trieste il Comitato di Liberazione Nazionale, nel quale la Democrazia Cristiana era rappresentata da Giovanni Tanasco, che era già segretario del comunale di Trieste, e quindi Marzari pian piano entra non solo come, diciamo, intellettuale, ma anche come presenza morale. E nel frattempo, per poter formare la nuova classe dirigente politica, ecco, inventa il Centro di Cultura Religiosa, che praticamente assume poi lui la presidenza di questo centro, ma anche la presidenza del CNL di Venezia Giulia. Gli viene chiesta questa presidenza, ed egli cerca di fare in modo di fare una convergenza tra il mondo, diciamo, cattolico, che vuole la liberazione, e il mondo comunista. Non riesce a fare questa trade union perché appunto Alfredo Pizzoni, ecco, scioglie, cioè coloro che avevano l'indirizzo non della dimensione cattolica, ecco, lasciano il CLN. Dopo soprattutto l'arresto e l'uccisione di Luigi Frausin, decisero la presenza di sinistra di uscire dal CLN per unirsi al fronte di liberazione sloveno. La sera dell'8 febbraio del 1945 c'è un fatto molto spiacevole. Attraverso una soffiata, ecco, viene preso Don Edoardo presso la sede dell'Azione Cattolica e viene praticamente incolpato. Ecco, lui stava facendo dei manifestini e viene prelevato perché potesse rivelare i nomi di coloro che lo aiutavano.
e essendo stato, diciamo, tenace nel silenzio, avrà appunto anche delle conseguenze, proprio sarà all'udito, verrà a causa delle percosse, ne porterà le stigmate per tutta la vita, e quindi verrà poi messo al coroneo e consegnato alle SS. Durante la carcerazione riuscì a scrivere alcune lettere alla madre e al vescovo. Queste lettere vennero consegnate da Don Luigi Carra, che era il cappellano delle carceri, e quindi queste lettere poi consegnate al comandante della divisione Domenico Rossetti, nella quale erano inquadrati i partigiani cattolici triestini. Santissimo militò per evitare la deportazione di Marzari in Germania, scrivendo al colonnello comandante delle SS della zona del litorale, diciamo, che era annesso al Reich, da quale i tedeschi avevano inquadrato la Venezia Giulia. Monsignor Marzari rimase prigioniero fino al 29 aprile, quando, grazie a Marcello Spaccini, verrà liberato dal carcere, e quindi all'alba del 30 aprile del 1945, come recita la targa che c'è sopra il palazzo della CISL, ecco la Trieste laica da chi viene liberata? Da un prete, Don Edoardo Marzari. Quindi Trieste laica va bene, però signori laici, ci sono anche dei preti che non sono clericali, che sanno mettersi in gioco per tutelare la libertà. Poi a un certo punto Marzari lascia la presidenza del CLN e dà vita alla Camera del Lavoro, di cui si assunse la carica di segretario e anche presidente delle ACLI, che sarà presidente dal 46 al 50. Inoltre sarà presidente al Circolo della Cultura e delle Arti. Vi è anche una sottolineatura che Marzari rifondò la Lega Nazionale, che era stata sciolta dall'Austria nel 1929. Nel frattempo partecipò come consulente alla delegazione della Conferenza di Parigi per la definizione del nuovo confine. Fu nella capitale francese dal maggio al luglio del 1946. L'educatore. Marzari dunque, sentendo la dimensione nera, quindi caliginosa dei suoi tempi, non dimenticò mai la progettualità della educazione alla libertà, l'educazione al rispetto reciproco, l'educazione al dialogo, e quindi un precursore anche del dialogo interreligioso, ma anche il dialogo interculturale. Quindi la sua grande attenzione fu la fondazione dell'opera Figli del Popolo, che egli avviò con queste intenzioni: l'assistenza ai ragazzi e ai bambini che raggiungevano Trieste come profughi dall'Istria sotto l'occupazione titina. Per loro che cosa organizzò? Convitto per operai e studenti. Organizzò corsi di formazione professionale. Non c'era ancora la scuola a tempo pieno, il doposcuola, le mense, i servizi sanitari e numerose colonie estive. Tutti noi ricordiamo Pierre, sia in Cagliari ma anche nelle Dolomiti. Questi erano gli intenti educativi di Marzari, che diede il meglio di se stesso in tal senso, però volle anche interessarsi di una organizzazione dei coloni estivi, perché potessero essere di aiuto, in modo particolare alle famiglie di operai che non potevano ovviamente al tempo andare con la famiglia in luoghi di villeggiatura, e almeno ecco i ragazzi. Organizzò poi la scuola di addestramento al lavoro
titolata Achille Grandi, poi volle la famiglia giovanile Auxilium per gli studenti universitari, che ancora oggi è fiorentissima, e grazie anche a coloro, e Angelo, coloro che sono attenti a questo momento. E quindi cercò di offrire anche l'opportunità di usufruire del convitto Semente Nova. Si formarono così nell'opera alcuni satelliti futuri che ancora oggi sono presenti con grande utilità per il tessuto sociale. Non possiamo dimenticare ciò che avvenne nel 1950. Nacque la Repubblica dei Ragazzi. Cos'è la Repubblica dei Ragazzi? Ne sentiamo il titolo. Ma Don Marzari vuole anticipare, prima ancora della maggiore età, che i ragazzi vivessero il clima di democrazia e di attenzione civile in un concetto coeducativo, un po' nella logica di Don Milani, con un'attenzione però molto più ampia, che non era l'attenzione, diciamo, a un piccolo villaggio, ma è l'attenzione a formare persone perché potessero essere buoni cristiani, ma anche buoni cittadini. Questa fu la grande, diciamo, opera educativa di Monsignor Marzari. Il 2 luglio del 56 Monsignor Marzari giustamente fu insignito della onorificenza di commendatore al merito della Repubblica, e nello stesso anno, dopo il suo lasciare Trieste per Roma, torna alla direzione del collegio Semente Nova. Per quale ragione Don Marzari lascia Trieste e va a Roma? Questo conflitto tra Santini e Marzari, dove sta? Questo conflitto è un'anticipazione da parte di Marzari del concetto di laico del Concilio Vaticano II. Il vescovo Santini era preoccupato perché tutto questo lavoro educativo non andasse disperso, e quindi pensava che, ecco, consegnando alla Chiesa, l'educazione della Chiesa, questo poteva essere salvo. Questa è una concezione, diciamo così, anticonciliare, mentre Marzari ha una concezione che va all'avanguardia, che va molto avanti, e dice no, ma anche il laicato cattolico può prendere le sue responsabilità e quindi può essere fonte di coeducazione. E qui questo, diciamo così, conflitto culturale, di ecclesiologico sarà poi rimesso a posto. Tant'è vero che l'omelia che Monsignor Santin fece, io lo ricordo perché l'ho battuta la macchina io, l'8 giugno del 1973, è un inno al valore civile, educativo, sacerdotale di Edoardo Marzari. Io ho voluto che domenicale, prossima settimana viene fuori, ci sia questa omelia. Si vede allora, ecco, che non era un conflitto così, una bagarciosota, no, tra i due, ma erano due prospettive, un po' come la concezione di Mazzolari e dei vescovi della Lombardia. Tanto che, diceva Paolo VI, lui camminava molto più avanti di noi e noi non potevamo raggiungerlo. Ecco, vedete, quando il prete si mette immerso alla vita del popolo, ecco, allora staccoli il popolo, più che con una certa legittima disciplina canonica. È il popolo che la fede e il senso dello Stato deve ascoltare e deve guidare. E questi uomini, potremmo chiamarli semplicemente così, profeti, ci hanno detto da che parte stare. Con questo, certo, un po' di sofferenza c'è, già Montini sottolineava, questo certamente ha molto sofferto Marzari, ha molto sofferto Mazzolari, ma soprattutto, diciamo, l'episcopato del Cardinal Schuster, che aveva tutta un'altra concezione, ma Montini da vescovo lo chiamò però Mazzolari alla missione di Milano. Era un dire
non possiamo, ma siamo con te. Così è successo a Don Edi Marzari. Io ricordo che in un colloquio, perché lui diceva messa a Sant'Antonio Vecchio, dove io avevo la responsabilità del Villaggio Sereno, perché Don Vatta aveva avuto il suo la prima tribolazione di infarto, quindi avevo questi due oratori, San Giovanni e Villaggio del Villaggio Sereno. Mi diceva questo: si ricordi, che dava del legno, mi davano, erano pisottini, poi per preti, sono di preti nel 71, si ricordi che bisogna sempre essere leali anche quando si deve portare la croce. E questo mi ho cercato di portare nella mia vita. Grazie. Adesso il nostro presidente della ringrazio Don Ettore che hai fatto una bellissima un racconto molto, molto alto, anticipando anche molte cose. Io mi permetto di partire dalla coda, e cioè dal fatto che una persona viene ricordata non solo perché c'è una via intitolata o un palazzo, ma perché quello che ha creato prosegue. E questa è la cosa importante che ci ha detto Don Ettore. L'Opera Figli del Popolo vive tuttora, porta avanti nei tempi diversi, perché oggi le esigenze sono certamente diverse, porta avanti l'insegnamento di Don Marzari, di Don Edoardo. È stata citata l'omelia del Vescovo Santin, e io mi permetto di leggere una frase. Sarà pubblicata e consiglio a tutti di leggerla perché è eccezionale. Era sempre presente ove vi era da lavorare, da incoraggiare, da offrire le spalle per portare la croce, qualunque essa fosse. Ecco, in queste due righe è compresa tutta la vita e tutto l'impegno di Don Edoardo. E quando lui accetta di diventare presidente del CLN su indicazione di Luigi Frausin, però lui dice nelle sue memorie, non senza aver consultato chi di dovere. Questo sta a significare il profondo rapporto che c'era tra Marzari e Santin, rapporto che poi ha avuto anche diversità di vedute, ma spiega perché ha fatto questa scelta. Dice, ma come? Un sacerdote che fa una scelta di questo tipo? E lui dice per motivi patriottici, perché solo impegnando noi laici e che abbiamo una certa visione, quindi azionisti e Democrazia Cristiana, impegnandoci in questo comitato di liberazione, potremo rivendicare l'italianità di Trieste. Quindi prima valutazione patriottica. E difatti, come ha citato Don Ettore, lui è consulente di De Gasperi a Parigi come esperto della Venezia Giulia, ed è grazie a alle relazioni, alle cose che lui racconta, e quindi anche al prestigio che porta in questa sede, se poi Trieste ritorna all'Italia. Per motivi umanitari, perché dice un sacerdote certamente potrà evitare scelte violente. Qual è il primo gesto che fa la notte del 29 quando viene portato in Piazza del Marzia? Dice Magris, che racconta nel suo romanzo un po' questo periodo, barcollante e tremolante, che veniva da 3 mesi di carcere e di tortura. La prima cosa che fa è strappa l'elenco che gli porgono gli altri del CLN delle persone da arrestare, collaborazionisti o gerarchi locali, perché dice noi non dobbiamo alimentare altra violenza. E questo è significativo e dopodiché dice il terzo elemento già anticipato è la visione del ruolo dei cristiani nella società, il ruolo del cattolico nella vita sociale, perché dice io ho sofferto da giovane perché c'era una doppia chiusura da parte delle strutture ecclesiastiche ancora
rimaste legate al non expedit e quindi alla difficoltà di aprirsi alla società civile, ma d'altra parte la difficoltà delle organizzazioni laiche e civili ad accettare i cattolici. E dice: con questo mio impegno intendo promuovere, e dice, attenzione, non perché ci sia un dominio della Chiesa nella società, ma perché la società sia aperta, rimanga aperta, nel segno, anche qua cito le sue parole, la Chiesa possa animare il mondo dello spirito evangelico. Ricorderei che un po' d'anni fa, quando c'è stata la Costituzione europea, qualche paese ha rifiutato di mettere nelle premesse l'origine cattolica della nostra civiltà. Quindi in questa fase lui la inquadra perfettamente. Ecco, questo fa capire la visione anche che aveva Don Marzari, quindi educatore che ha lasciato per fortuna una traccia dei semi che stanno dando tuttora i frutti, e noi vogliamo che continuino. Ecco perché il nome: abbiamo bisogno di maestri. Abbiamo bisogno di maestri per continuare a fare quello che ha fatto lui, che è stato maestro. La frase ovviamente è copiata da Paolo VI, diceva: abbiamo bisogno di maestri che siano anche testimoni, e lui ha testimoniato sulla sua pelle la democrazia, la voglia di libertà. E in queste scelte ha dimostrato anche di essere un raffinato politico, perché attenzione, il fatto di diventa presidente del CLN, ma lui non vuole farlo come rappresentante della democrazia cristiana, ma come indipendente, per essere, e pretende che ci sia un altro rappresentante del CLN della democrazia cristiana. Quando il 30 aprile arriva in prefettura, nomina prefetto provvisorio, ma fa esporre la bandiera tricolore, perché il simbolo della bandiera tricolore sul Palazzo del Comune e sul Palazzo della Prefettura rappresenta il segno dell'Italia tornata a Trieste. Poi il giorno 1, quando arrivano le truppe titine, la prima indicazione è resistere. Quando però vede che un titino punta il fucile al petto di Vasco Guardiani, che era, questo episodio lo racconta proprio Vasco Guardiani, gli punta il petto il fucile e dice: ok, andiamo via, però lascia scritto, lasciamo la prefettura sotto la minaccia delle armi, in modo che sia chiaro che non era una liberazione, era un'altra conquista. Ecco, questi sono segnali. Prima ancora, citavi, quando lui comincia a raccogliere nel cenaculum di Via Battisti, lui comincia a parlare di dottrina sociale in tempi in cui non era una cosa diffusa, e raccoglie anche operai. Una pagina di Vita Nuova all'epoca era dedicata al dialogo di Marzari con il mondo operaio e veniva pubblicata in tutta la regione. E lui qua anche ha un'altra intuizione: il CLN di Trieste, il CLN giuliano, non può restare isolato, corre il rischio di essere fagocitato dal comitato sloveno che voleva l'annessione alla Jugoslavia. Ecco quindi che prende prima i contatti con il CLN Udine e poi col CLN Venezia e il CLN Alta Italia a Milano, eccetera. Quindi una visione anche politica nelle scelte che fa. E altra cosa, per alcune pennellate proprio per rappresentare la figura, no? Lui dice quindi ACLI, scuola professionale, democrazia cristiana, Lega nazionale, Circolo della cultura e delle arti, ma lui lascia scritto che il suo obiettivo era sganciarsi prima possibile, proprio perché vuole lasciare in mano ai laici, ad altri, queste associazioni. Poi in realtà penso come tutti, no? Un po' ogni tanto qualche rammarico si sentiva negli ultimi anni, almeno dicono, io ero ragazzino quando l'ho conosciuto, quindi dovete capire che era una figura un po' così mitica, non c'era un rapporto di dialogo normale, però dice
qualche anno prima della sua morte, va in visiera a dire la messa in occasione del 25 aprile e dice a un conoscente: ogni tanto mi tirano fuori dalla salamoia, no? Perché Trieste è un po' così, forse è una realtà. Questa è la motivazione, anche perché l'Opera Fine del Popolo vuole ricordare la cittadinanza. La mostra è una mostra bellissima, curata da Fulvio Pisarco, con tantissime foto, alcune anche inedite, che sono tratte dai nostri archivi, ed è simpatico. L'altro giorno c'era una persona e che dice: ma questo sono io, questo no? Quindi vedere le persone che si riconoscono nella foto, ma perché erano presenti a quei fatti, e non dobbiamo cadere in quello che Lerita chiama il presentismo. L'ultima notizia, la breaking news, la storia, e in particolare la storia nostra di Trieste, dobbiamo ricordarla perché ci insegna e ci dice tante cose. Proseguo nelle varie, nel mio racconto. Abbiamo detto che è stato un grande educatore e mi ha colpito, sempre dai suoi appunti, dice che cosa dobbiamo insegnare ai giovani, e lui mette in evidenza 2 punti. Poi ce ne sarà un terzo che però non lo mette in questa sintesi. Primo, dobbiamo educare i giovani nel senso dell'obiettività, perché la verità esiste ed è una sola. E secondo, a non vivere di rendita, a guadagnarsi ora per ora la propria posizione nel mondo. Mi sembrano 2 affermazioni di un'attualità incredibile. Poi, ovviamente, quando va a dettagliare il suo disegno educativo, mette in vedere una cosa simpaticissima, è il concetto di servizio, che per noi vecchi della Repubblica dei Ragazzi è abbastanza noto. Perché dice: guardate che i ragazzi, gli adolescenti, se noi gli facciamo per loro diventa un gioco il fare, il mettersi a disposizione degli altri e fare delle cose. Forse in tante scuole si sta dimenticando questo, perché no? Questi suoi concetti, che poi è stato Monsignor Pelasgar che ha scritto il libro attingendo a piene mani dai suoi appunti, interpretandoli, lo descrive molto bene, questo insegnamento dell'impegno anche a favore degli altri. È una cosa di grande attualità. Oggi le grandi multinazionali nelle selezioni del personale vedono di buon occhio chi abbia fatto azioni di volontariato, perché se tu ti abitui da giovane ad aiutare qualcun altro, lo farai anche quando sei con i tuoi colleghi, quando sei dipendente. Quindi le cose che si imparano poi si portano avanti. Sono importanti nella vita di Don Marzari anche i gesti che fa. Abbiamo citato quello di strappare l'elenco, ma quando regala le scarpe nuove, perché i ragazzi che servivano messa con lui si accorgono che aveva le scarpe con i buchi, gli regalano un paio di scarpe nuove, ma dopo un paio di giorni non le ha più, perché le ha date a qualcun altro e dice: ma aveva più bisogno di me. Nel 47, 1° maggio, per capire il carisma della persona, quindi la capacità di coinvolgimento che aveva, 47 e 1° maggio, e fa recitare il Padre Nostro alla Piazza Unità. Ora il 1° maggio sappiamo che non è una festa religiosa, quindi certamente le persone in Piazza Unità non erano state ammesse prima. Ecco, questa è una capacità che è veramente rara, però la dimostra anche da giovane. Lui, sia quando era Boy Scout, quando insegnava al liceo Combi, prima anche di diventare sacerdote, era animatore dei gruppi giovanili. Abbiamo le foto delle gite da Capodistria alle Liguria in bicicletta, ma con le biciclette dell'epoca, le gite montagne, le gite sciatorie per i ragazzi anche del collegio negli anni 50, quando andare a sciare non era
così frequente come oggi. L'animazione teatrale, passione che poi aveva anche Guerino Travan, che abbiamo ricordato prima. Quindi tutto quello che in qualche maniera poteva coinvolgere emotivamente i giovani, e lui questo lo ripete continuamente e dovremmo ricordarlo anche oggi. Solo la cultura, la conoscenza, la lettura, l'approfondimento degli argomenti può consentire il fatto che la vita civile prosegua senza conflitti. E un altro il gesto della prefettura l'abbiamo ricordato. Dobbiamo anche pensare che fino al presidente Ciampi la storia di queste terre, con le vicende così complesse che poi erano influenzate dalla politica internazionale, quindi il destino di Trieste non si decideva a Trieste, si decideva in altre sedi. È stato il presidente Ciampi che ha sdoganato, e grazie all'azione di Fulvio Forti, l'ultimo presidente dei Volontari della Libertà, e di Guerino Travan, Fabio, sì, scusa, grazie Fabio, e di Guerino Travan, il presidente Ciampi gli conferì la medaglia d'oro al valor civile, perché ovviamente a un sacerdote non si può dare al valore militare. E la motivazione: arrestato e torturato dai nazifascisti, fu liberato e quale presidente del CNL di Trieste il 30 aprile guidò i concittadini nell'insurrezione contro l'oppressione nazista. È raro che un sacerdote riceva un'onorificenza di questo tipo, ma questo proprio sta a rappresentare la molteplicità della personalità del sacerdote, che poi anche era a volte anche una persona, soprattutto da giovane, molto scherzosa. Si ricorda che a Capodistria, assieme a qualche compagno di giochi, simulò la presenza di un fantasma in un palazzo con delle eccetera, che tutti quanti ne parlavano. E addirittura una sua, questo lo racconta Monsignor Pelascher, prese una pergamena, la invecchiò in modo da farla sembrare antica, scrivendo che il Carpaccio, un pittore, era nato a Capodistria e non a Venezia. Il direttore dei musei di Capodistria la prese per autentica, e la beffa, al cui confronto le teste di Modigliani ovviamente non sono niente, finì sul Corriere della Sera. Quindi sapeva anche essere spiritoso. Poi ovviamente le sofferenze del carcere lo segnalano profondamente. Lui non volle mai rivelare fino in fondo quello che provò, però ecco, anche qua richiamo le pagine di Tomizza, quando dice l'uomo di Dio che si sentiva abbandonato da Dio, proprio perché l'angoscia di quei momenti, con la sofferenza fisica e la sofferenza psicologica nel non sapere quello che succede all'esterno. Quindi direi che da questo punto di vista abbiamo una persona, una figura che è importante per Trieste, e quindi credo che Trieste, l'assessore, debba degnamente ricordarla. Se oggi Trieste è italiana, una parte del merito è anche di Don Mazzari. Se Trieste ha avuto una classe dirigente, una classe politica negli anni 50 e 60 che poi, con tutte le deviazioni e i rivoli sui quali non voglio entrare, ma che ha saputo prendere in mano la nuova vita della città, è grazie a Don Mazzari, perché lui ha cominciato a farlo nel 1938. Le sue conferenze erano finalizzate a questo, a creare la futura classe dirigente, le persone che avrebbero preso in mano. Ecco perché maestro di fede e di democrazia. Non è un caso che questo aggancio sia stato suggerito anche a Monsignor Trevisi, perché la prossima settimana, la settimana sociale dei cattolici che si terrà a Trieste, ha proprio come argomento la democrazia, ed è un esempio ovviamente
non l'unico in Italia per fortuna, di sacerdote che ha saputo coniugare la fede e quindi la missione di sacerdote, la missione cristiana, con una missione civile. Lui dice: qualcuno avrebbe voluto che io portassi i pantaloni, no, perché all'epoca usava la tonaca, nel senso che avrebbe voluto che lui sia laico per affidargli qualche incarico importante, ma lui, come ho detto prima, l'obiettivo era sganciarsi, perché voleva dedicarsi, e si dedicò all'opera Figlia del Popolo, alla Repubblica dei Ragazzi, cioè a quello che sentiva più vicino al suo pensiero. Quindi lasciò le altre associazioni e rimase e morì in palazzo, quindi in casa, improvvisamente, perché un paio di giorni prima era stato dal vescovo. Ecco, ricorderei che il giorno 6 alle 11 lo omaggeremo al cimitero di Sant'Anna, per cui sicuramente è un fatto doveroso, e il 6 pomeriggio ci sarà questa tavola rotonda introdotta da Monsignor Trevisi, in cui avremo un intervento di Roberto Spazzali, che quindi inquadrerà il momento storico con qualche dettaglio maggiore di quanto possiamo aver fatto noi. Spazzali ha studiato molto gli appunti di Don Mazzari e anche altri, quindi ha raccontato in maniera molto dettagliata tutte le vicende. E poi avremo un intervento di Sergio Bonifacio, che avendo esaminato anche lui gli archivi di Don Mazzari e sta continuando ad esaminarlo, ecco, noi crediamo che ci possa essere ancora qualcosa da interpretare, perché è una scrittura che va interpretata. Insomma, chi l'ha vista sa che è difficilissima però approfondire un po' le cose che già si sanno, ma alcune, soprattutto quelle ultime, in cui lui intravedeva vedeva molto in là. Ci sarà Silvio Del Bello, che abbiamo voluto prendere diverse generazioni. Silvio Del Bello, che ha vissuto in casa dal 50 al 55, quindi i primi anni dell'opera Figlia del Popolo, della famiglia Ausilium, e che quindi gli anni forse più eroici. Poi Marino Marini, che è stato sia in casa negli anni successivi nella famiglia Ausilium, però è una figura importante per noi, perché ancora continua assieme a Bisacco, a Blacci e ad altri animatori, a fare il gioco della Repubblica d'estate, e quindi racconterà come ci sia questa continuità. Poi abbiamo chiesto a un ragazzo che non ha conosciuto Don Mazzari, è un allenatore della squadra di basket dell'Azzurra Repubblica dei Ragazzi, di raccontare come lui, avendone letto la biografia eccetera, come viene tradotta nel rapporto con le squadre e con i giovani, perché questa è la cosa divertente, se vogliamo, o bella, usate voi il termine che preferite, e che a una piccola società come l'Azzurra RDR, l'Azzurra Repubblica dei Ragazzi, società molto più grandi, riconoscono non solo il valore sportivo, che va bene, certo, ma il valore umano, il valore morale che queste squadre, quando vanno in giro per l'Italia, molto spesso anche a vincere, il che non fa male, perché, no, ma anche quando perdono, e hanno un modo di comportarsi, di essere in campo, che viene individuato come diverso. Ecco, pensiamo che qua ci sia il segno di Don Edoardo. Ecco, questo, quindi grazie dell'attenzione. Alle conclusioni le affido a Don Ettore. Le conclusioni del Presidente. Innanzitutto ringrazio dell'esposizione fatta dai due relatori per quanto riguarda la figura di Monsignor Mazzari, e certamente, come è stato detto, è stata una figura importante per Trieste, e noi speriamo di continuare a portare avanti le sue linee e le sue idee, in modo che
questo filo non venga interrotto e che anche ancora oggi possano valere le capacità, le virtù che Monsignor Marzari ci ha insegnato. Concludo salutando tutti e ringraziando nuovamente tutti i presenti. Grazie. Grazie Presidente. Se qualcuno vuol dire qualcosa, c'è qualcuno vuole fare qualche intervento, così alla buona, senza paura. Quindi due cose. Renzo Codarin, sono presidente nazionale della Venezia Giulia Dalmazia. Perché dico questo? Perché nelle parole che io non ho avuto la fortuna di conoscere Don Marzari, ho conosciuto bene Santin, non Don Marzari ma mio fratello, i ragazzi in casa nostra, in campo profughi prima e dopo, era normale questa grande conoscenza, questa grande... Ecco, collego alla fede. Le nostre associazioni, qua vedo anche l'amica Vigini, ma in tutta Italia, io da quando sono in pensione sono riuscito a seguire di più le sedi, spesso le sedi della Venezia Giulia Dalmazia, che è diffusa, sono nate laddove c'erano campi profughi. Per questo si scopre a Napoli, a Bari, posti incredibili, dove dopo qualche decennio che era quasi scomparso tutto, adesso improvvisamente gente magari pensionata come me, figli, nipoti, hanno ripreso, e poi anche altre persone, a merito della scuola, eccetera, che si sono interessate. Questo però alla base quasi sempre le persone nuove che io conosco e che seguono le nostre cose con passione, che siano figli, nipoti o non di esuli, sono collegate molto al mondo cattolico. Scopri che la fede che i nostri pastori ci hanno dato anche durante l'Esodo è stata quella che ha salvato la civiltà e una memoria. Se oggi c'è stato il giorno del ricordo, Ciampi prima, in realtà anche Scalfaro, un ultimo dell'anno da Presidente della Repubblica, iniziò a parlare dell'Istria, quando probabilmente a livello internazionale il crollo del muro si poteva. Attorno alla fede cattolica, attorno a questo, si è mantenuto il ricordo di Trieste, di Gorizia, di tutta la Venezia Giulia, e oggi, che siamo tutti in Europa, si dimostra quanto valore ha questo. E poi l'ultima cosa, si parlava di De Gasperi, di Marzari che li faceva da consulente. Per molti anni, come non si poteva parlare tranne che nei nostri circoli delle nostre cose, c'era una vulgata, soprattutto in una certa destra, ignorante dico io, dove ci criticavano perché parlavamo bene di De Gasperi. Come De Gasperi ha venduto l'Alto Adige, ha mollato Trieste per tenersi l'Alto Adige. Chi poi invece sa, è cioè De Gasperi ha lottato per salvare anche Trieste, certo, come insieme a questi grossi personaggi come Don Marzari, come Santin e tantissime altre persone. Ecco, questa fede rimane, questa cosa ci ha salvato e in realtà sta dando i propri frutti in tutta Italia. Il 24 di questo mese andiamo a Brescia, accompagno Don Ettore a Brescia, perché Brescia e Bergamo quest'anno sono città della cultura. A Brescia si parlerà, mostreremo il video su Santin, farà una lezione in una prestigiosa sede della curia bresciana, la biblioteca, ecco, dove si parlerà perché a Brescia come a Bergamo tantissimi istriani si sono insediati e hanno anche mostrato la loro dignità, ma tutto veramente attorno alla nostra fede. Grazie. Qualcuno? Barbo? Prego signora. No, se senti. Ho la voce forte. No, qua mi trovo con tanta gente che ha la mia età, un poco di più, un poco di meno. Sono orgogliosa di una cosa, perché in questi giorni ho riflettuto molto che sono una delle pochissime donne che fanno parte
dell'opera Figli del Popolo, che ha avuto la fortuna di conoscere Don Marzari. Io ho conosciuto mio marito nel 64. La prima cosa mi ha portato a Pierrebec, perché lui era ancora guardia nella colonia di Pierrebec. L'anno dopo mi ha portato a Palazzo Vivante e da là non mi sono più mossa. E Don Marzari non l'ho conosciuto subito, l'ho conosciuto proprio negli ultimi anni, dal 68 fino al 73. Non sono l'unica donna, ci sono anche altre donne che l'hanno conosciuto, però forse le contiamo sulle dita di una mano. E io penso che sono molto fortunata, perché saranno stati gli ultimi suoi anni, pertanto povero, era un po' più malandato di quello che l'avete conosciuto voi. Però mi ricordo quella dolcezza che ci ispirava, come lui parlava sommessamente, scherzava, qualsiasi cosa lui dicesse riempiva la stanza di armonia e di dolcezza, e noi lo ascoltavamo sempre tramite i ricordi dei nostri mariti che ci avevano altro che imbombito la testa per anni di tutto quello che avevano fatto con Don Marzari. Però, torno a dire, mi reputo molto fortunata, anche se per pochissimo tempo l'ho conosciuta. Ecco, tutto qua. Grazie. Angelo, continua, saremo con te, dai. Sì. Lui è il testimone di un impegno molto preciso, diciamo che semplice, ma la prima volta che sono andato vicino all'Opera Figli del Popolo mi hanno cacciato, perché non avevo ancora 10 anni e all'Opera del Popolo e alla Repubblica dei Ragazzi si poteva entrare solo a 10 anni. Quindi siccome io abitavo là sotto, volevo andare a giocare con gli altri e quindi non mi hanno fatto entrare. Però da 10 anni fino a oggi direi che, a parte un piccolo stacco per sposarmi, per il resto legittimo, vabbè, ho vissuto all'interno di questa associazione, ho conosciuto Don Marzari evidentemente, e devo dire che tutto sommato questa figura è stata un faro per me e per tutto il resto, e se oggi siamo ancora all'interno di questa associazione è grazie agli insegnamenti di questa persona. Quello che forse è stato parlato poco è della Repubblica dei Ragazzi. Tenete presente che la Repubblica dei Ragazzi negli anni del 1950 fino ad oggi, dal 1950 nello stemma della Repubblica dei Ragazzi c'era la bandiera tricolore, quando Trieste non era ancora all'interno dell'Italia, però sullo stemma della Repubblica dei Ragazzi c'era una bandiera tricolore. Sullo stemma della Repubblica dei Ragazzi ci sono due mani che sono unite, una è un po' più chiara e un po' più scura, c'è lo studente e il lavoratore, c'è una ruota dentata per cui c'è il lavoro e c'è il libro in cui evidentemente c'è lo studente. Ecco, messo insieme in uno stemma tutto quello che è lo spirito che voleva portare Don Marzari. Ma poi alla Repubblica dei Ragazzi in quegli anni, oggi è cambiato il tempo, però si insegnava la democrazia, c'era il Parlamento, c'era la Costituzione, c'erano i partiti, c'erano le elezioni, cosa che i ragazzi dai 10 ai 18 anni potevano fare, potevano votare per un partito, cosa che avrebbero fatto poi domani da cittadini. C'era la moneta, c'è ancora, vabbè, ieri era la lira lavoro, oggi negli anni 50 era importante cosa? La lira lavoro si guadagnava facendo dei servizi, quindi lavorando all'interno, essendo impiegati, guardie, quello che c'è, quindi lavorando. Ma negli anni 50 perché c'era tanta gente? Perché con la lira lavoro si compravano i panini, c'era un problema di fame, ragazzi. Negli anni 50 e tutto il resto, non è che tutti quanti avevano i panini a casa o le merendine e tutto il resto. All'interno di questa associazione c'era anche questo. Però quindi cosa si insegnava? Che se tu lavori, fai qualcosa per gli altri, ricevi un compenso e con questo compenso puoi fare qualcosa.
Quindi è un insegnamento grossissimo. Oggi è cambiato, oggi facciamo questa attività un po' in un mese all'interno della municipalità di Punta Sottile, quindi insegniamo, facciamo anche cose di questo genere. Però anche all'interno delle Repubbliche dei Ragazzi hanno le monete, possono fare facendo attività, cose così. Ecco, questi sono gli insegnamenti, pochi, però essenziali per la vita di ognuno. Secondo me, ecco, quello che vediamo è delle persone che poi di una certa età, forse anche un po' più della mia, ma comunque della mia età, quando vedono giù e vedono questo palazzo che tutto sommato un po' alla volta, passino per passino abbiamo un po' migliorato, ma è ancora su, sono molto contente e quindi possono rivedere nella mostra che c'è ancora le loro facce e quello che è successo. Io vi ringrazio intanto. Grazie Angelo. No, dopo queste parole, allora io sono un parallelo di fede, di cose importanti, però di cose molto semplici. Io ho una figlia, questa figlia va alla Repubblica dei Ragazzi, va a fare la pallavolo, per la Repubblica dei Ragazzi famosa per il basket, sono fortissimi, va a fare la pallavolo. Era la prima squadra di pallavolo femminile, credo, che è stata aperta alla Repubblica dei Ragazzi, 10 anni fa, 15 anni fa. Ed erano 8-9 ragazzi, appunto, non c'era nessun altro. Ha fatto tutto il suo percorso e così via, erano abbastanza ciste, perdevano sempre e non dicevano mai, però c'era un clima, un'atmosfera, un modo di stare insieme anche fra genitori che era splendido. Noi vedevamo le altre squadre molto forti, ma sapevamo che dietro c'era competitività, c'erano rivalità, c'erano invidie, c'erano odi, c'erano i tesseramenti, ecco. Allora tutto questo non c'era. Alla fine sono diventate anche bravette, perché erano la terza, la quarta squadra della provincia di ragazzine, e oggi, correggetemi se sbaglio, è diventata una realtà molto importante e sono pieni di ragazzine che vengono a giocare là. Mia figlia fa l'allenatrice da una mano, esattamente, e tutto questo perché ci invidiavano lo spirito di squadra, lo spirito di amicizia, di solidarietà, di sostenersi sia fra genitori che tra figli, quindi un clima veramente unico e straordinario. Mi sono sentito dovere di dirlo per ringraziare chi poi queste cose le porta avanti da anni e anni e anni, ma è un lavoro che lascia i suoi frutti, ecco, ve lo posso assicurare, quindi lo dico ringraziandovi. Grazie. I suoi collaboratori e questo spirito portiamolo avanti proprio per essere buoni cittadini e quindi anche buoni cristiani. Grazie della vostra presenza.